Cari amici della Via dei Presepi, ben ritrovati, buon Natale a tutti, 27 dicembre 2023, Caerano San Marco, e questa è la tappa di oggi. Abbiamo accanto a noi Giuseppe Spagnol, che è il presidente della Prologo e capo degli organizzatori di questo bellissimo presepe a misura d'uomo. Quindi raccontaci un attimino quest'anno cosa avete voluto fare. No, allora, intanto abbiamo mantenuto le tradizioni, che non è facile perché in questo momento qua purtroppo siamo sempre in pochi, e quindi è un bel impegno che però ce lo prendiamo volentieri perché le tradizioni bisogna mantenerle. Siamo all'antistante della parrocchia, dove ci dà la disponibilità il parroco, e quindi quello che possiamo fare lo facciamo ben volentieri per la cittadinanza, per il paese, per tutti quelli che vogliono visitare. Giuseppe, i nostri collaboratori qui accanto stanno fremendo perché tu devi ringraziarli, e giustamente tutti i telespettatori hanno piacere di sentire. Minimo devo ringraziare loro, tutti quelli che si prodigano per poterlo fare, perché purtroppo facendolo anche a misura d'uomo e all'aperto ti devi adeguare al tempo, all'ambiente, e quindi è un impegno, però li devo solo ringraziare e ringraziare tutti quelli che in qualche modo ci danno. Un'ultima cosa, Giuseppe, questo presepe è un presepe all'aperto e sempre visitabile, quindi dove ci troviamo? Esatto. E fino a quando sarà visibile? Allora, il presepio sarà visibile fino a metà gennaio, è in centro all'incrocio proprio di Caerano, quindi uno può venire a qualsiasi ora di giorno, di notte, in qualsiasi momento, che è sempre visitabile, quindi diamo spazio a tutti di poterlo visitare. Natale è passato, però adesso ci stiamo avvicinando al 2024, quindi da te e dai tuoi collaboratori mi aspetto un bel augurio da parte della Prologo. A nome della Prologo, cioè a nome mio, Spagnol Giuseppe, faccio gli auguri a tutti, a nome della Prologo lo stesso, per un buon 2024. Noi ci vediamo domani, se volete sapere dove, non dovete fare altro che seguirci. Da Caerano è tutto, buone feste, buone festività, e ci vediamo alla prossima puntata.